Buona domenica a tutti. Breve messaggio. Sono sempre lo stesso chitarrista di domenica scorsa. Allora, nella Bibbia la Bibbia è molto importante, no? Partiamo dalle basi. Ma secondo me ci sono dei passi che personalmente li definisco proprio lo scheletro, la colonna vertebrale della Bibbia, cioè proprio la parte portante, senza la quale non avrebbe senso anche il fatto che noi siamo qua oggi. E questo secondo me è uno di quei passi. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi si sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. Per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore che non è rimasto in quella tomba, ma è risorto e siede alla destra del Padre e intercede per noi. E noi siamo qua e possiamo lodare e ringraziare il suo nome. Amen. L'Eterno è la mia luce. L'Eterno è la mia luce. Di chi temerò? Di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca. L'Eterno è la mia rocca. Di chi avrò paura? Di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore. L'Eterno è il mio pastore. E nulla mi mancherà. E nulla mi mancherà. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore, di nulla mi mancherà. La forza della mia vita. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore, e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. Anche se mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi rialzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore, ogni giorno ti invocherò. Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? Di chi? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore, e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. Anche se Alleluia. mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi rialzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore, ogni giorno ti invocherò. Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. Nelle tue promesse confiderò,
Signore, siamo qui per lodarti. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Questo cantico lo cantarono quando uscirono dal Mar Rosso, e la gioia che c'era in mezzo al popolo di Dio quando videro il mare aprirsi a loro passare attraverso questo mare, arrivarono dall'altra parte e la parola di Dio dice che iniziarono questo inno: gettò in fondo al mare i nostri persecutori. Gloria a Dio. Puoi dire che il Signore ha gettato nel mare i tuoi peccati? Amen. Alleluia. Puoi dire che il Signore è colui che ancora oggi è pronto ad aprire qualsiasi mare davanti a te, qualsiasi ostacolo? Gloria a Dio. Amen. Sapete che Lui si compiace dove c'è un popolo che adora il Signore, che lo loda. Entrate nei Suoi cortili con ringraziamento e con lode. Amen. Lui non vuole vedere visi tristi questa mattina, vuole vedere la gioia del Signore nel tuo volto. Amen. Dì ai tuoi problemi: il mio Dio è più grande. Amen. 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 Questa mattina lodalo con tutto il tuo cuore, lodalo perché sei qui questa mattina. Lo sai che è un miracolo che sei qui? Te lo posso garantire io. È una gioia per me essere qui. Non vedevo l'ora di stare qui. Se mi sentite urlare non vi preoccupate. Amen. Questa mattina voglio sentire le vostre lodi.
la chiesa che il Signore mi ha dato da servire. Voglio vedere le vostre lodi, perché abbiamo un Dio grande. Oh, alleluia a te, Signore. Vieni, è il tempo di adorare. Alleluia, forse la persona che è vicino a te, forse quello che è attaccato con te, questa mattina ha un problema. Forse la persona che è vicino a te ha un peso nel suo cuore. Forse questa mattina non si sente nemmeno degno di essere qui, perché c'è un peso, c'è qualcosa che lo lega, la lega.
questa mattina vuoi prenderla per la mano, prendila per mano e dici: vieni con me, andiamo al Signore, è il tempo di adorare. C'è liberazione nella lode. Vieni, alza le mani al Signore. Egli è qui per benedirti. Vieni, Ogni lingua confesserà che sei Dio, ogni ginocchio si piegherà. Dio ha preparato un tesoro per te. C'è un gran tesoro per quelli che ora scelgono te. Ogni lingua confesserà che sei Dio, ogni ginocchio si piegherà. Sì, alleluia. C'è un gran tesoro per quelli che ora scelgono te. Vieni. Alleluia. Lo so che hai scelto il Signore molti anni fa. Lo so che sono passati anni. Ma questo cantico dice: oggi scelgono di seguire te. Ogni giorno noi dobbiamo decidere a chi vogliamo ascoltare, il nemico delle anime nostre o vogliamo seguire Gesù. Egli non è qui per condannarti, egli è qui per dirti: dammi la tua mano, andiamo avanti, alzati, perché sono qui per benedirti. Alleluia. Gloria a Gesù. Santo sei, Signore. Spandi il tuo spirito in mezzo a noi questa mattina. Padre, benedici dovunque si sta lodando, benedicendo, innalzando il tuo nome. Dove i tuoi figli sono radunati nel tuo nome. Quelli che sono nel letto di infermità, Signore, stendi la tua mano di guarigione. Coloro che sono collegati con noi questa mattina attraverso il monitor, che tu possa liberarli, guarirli, sanarli, riempirli del tuo Santo Spirito. Non c'è luogo dove la tua presenza non può esserci. Grazie Spirito Santo, perché sei Dio. Alleluia. Oh, alleluia. Sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. È vero. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per
Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, gloria a Gesù. Forse stavi pensando di gettare la spugna. Ci sono momenti nella nostra vita dove vediamo buio davanti a noi. Ci sono momenti particolari. Ma il Signore tiene ferma la tua mano per dire: figlio mio, non gettare la spugna. Io sono al tuo fianco. Non ti lascio e non ti abbandono. Non ti ha fatto forse questa promessa il Signore? Io sarò con voi in ogni tempo. Amen. Forse non lo vedi, forse c'è un muro davanti a te, ma il Signore è potente da togliere qualsiasi muro davanti a noi. Amen. Gloria a Gesù. Vogliamo cantarlo ancora per un po' questo inno? Alleluia. Gloria a Gesù. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità.
Accomodatevi, gloria a Dio. Alleluia. Dio è buono? No, dovete dire di più. Allora lo rifaccio. Dio è buono? No, dovete dire di più. È italiano questo? Se no ve lo dico in napoletano. Altro non so, in Veneto, te ho detto che deve dire de P. È così o no? Beh, Fabio mi guarda e dice, dai, a saperdere. Gloria a Dio! Amen! Sapete perché il popolo di Dio è bello? Perché è gioioso. Amen! Cristo è risorto. Alleluia! Gloria a Dio! Allora Dio è buono? Alleluia! C'era un fratello a Vicenza che diceva sempre così, Gianluigi, quanto è grande Dio? Di più, diceva lui. E quindi azzittiva tutto. Gloria a Dio. Sono contento di essere qui questa mattina, sono felice, voglio ringraziare il Signore, poi vi dirò qualcosa, comunque sono certo che il Signore ha voluto così, ha programmato che sia così la cosa. Voglio ringraziare il Signore anche che abbiamo trovato un appartamento in affitto. Dio è buono. Veramente è stato di più, perché non posso dirvi chi è il proprietario che ci ha dato l'affitto, perché siamo in diretta. Comunque ringraziamo il Signore per questo, perché va oltre quello che noi immaginiamo e pensiamo. C'è un verso nella parola di Dio che dice, Davide dice, egli prepara davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Wow! Coloro che erano nemici saranno coloro che ti benediranno. Wow! Ci credete? Basta che noi comunque facciamo ciò che Dio ci ha chiamato a fare. Se no altrimenti non facciamo. Se facciamo di testa nostra sicuramente la mensa non la preparerà per gli altri. Gloria a Dio, amen. Sono contento che c'è mio suocero questa mattina qui che ha compiuto gli anni. « 93 anni mio suocero. Gloria a Dio, amen. E mia suocera ovviamente che è qui, voglio ringraziare il Signore. Il messaggio di questa mattina io l'ho intitolato L'inganno di Satana. Quanti sanno che Satana inganna le persone? Paolo mette in guardia i credenti dall'astuzia e le sue macchinazioni. In 2 Corinzi capitolo 11 al versetto 3 ho detto a Deborah, non ti do i versi perché la Chiesa si deve abituare di portare la Bibbia. Siamo troppo svogliati. La Bibbia è lì che me la porta a fare. No, noi dobbiamo portarci la Bibbia. Avete mai visto un contadino che va a zappare senza zappa? La Bibbia. Anche perché prendi appunti. Portati un foglio, un pezzo di carta, ti prendi l'appunto. Quando vai a casa ti continui a pensare quello che il pastore ha predicato o chi ha predicato. 2 Corinzi 11,3 dice, ma io temo che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia e così farà anche con voi. Sempre in 2 Corinzi al capitolo 2 versetto 11 dice, affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Qual è l'obiettivo di Satana? Molti credenti, la maggior parte dei credenti, sono convinti che Satana sta lì e li provoca per cadere nel peccato. Molti credenti sono convinti che Satana è lì che li spinge a peccare. Questo è l'obiettivo di Satana per molti credenti. Ma non ce l'ho fatta, Satana mi ha spinto così tanto, mi ha provato così tanto che non ce l'ha fatto, sono caduto. E quindi si dà la colpa a Satana.
Ma l'obiettivo di Satana, sì, può anche essere questo, che lui ti provoca, che lui ti mette delle situazioni davanti, perché lui usa ancora i 5 sensi, perché solo attraverso i 5 sensi lui può entrare nella tua vita, nella mia vita, non può entrare nello spirito, perché Dio non glielo permette. Vi ricordate a Giobbe? Toccagli tutto, ma non toccargli la sua anima. Non gli è permesso di toccare l'anima se Dio non glielo permette. Però noi siamo fatti, come siamo noi? Siamo trini, è vero? Quindi siamo fatti di corpo, anima e spirito, esatto? Per piacere, l'uomo è trino, corpo, anima e spirito. La prima cosa che lui fa, attacca il tuo corpo. La prima cosa che lui fa, attacca il corpo e cerca, attraverso una malattia, attraverso una situazione difficile, attraverso le situazioni, ovviamente non tutte le malattie vengono dal nemico, attenzione, vi sto parlando questa mattina per un insegnamento spirituale molto importante. E io spero con tutto il mio cuore che questa mattina, quando tu uscirai da qui, uscirai con una mente rinnovata. Questo è un insegnamento molto profondo. Il Signore me l'ha dato in ospedale a me. Noi pensiamo che l'obiettivo principale, difatti Gesù, vi ricordate, nella preghiera sacerdotale dice, Padre, nel Padre nostro dice, Padre, non ci esporre in tentazione, pregate affinché non siate esposti in tentazione. Vi ricordate? Perché la tentazione inizia e c'è un processo. Quindi inizia con un peccato, se cadi in tentazione, se hai lasciato una porta aperta, cadi nella tentazione e quindi ti trovi in questo peccato. Quindi ti senti accusato dalla tua coscienza, dalla tua anima. Ti senti accusato perché hai fatto questo. Lo scopo e l'obiettivo del diavolo è mettere, ascolta bene, non è tanto il fatto di farti cadere nel peccato. Perché lui inizia con il corpo, poi una volta che lui è passato oltre al corpo, inizia con l'anima. Se noi gli diamo spazio, lui inizia a lavorare nella nostra mente, nella nostra anima, nella nostra psiche. E allora che cosa succede? Succede quello che avviene a tutti quanti noi, quello che è avvenuto anche a quelli che ci hanno preceduti nella parola di Dio. Ma se io sono un figlio di Dio, perché mi accadono queste cose? Ma se io sto cercando di fare la volontà di Dio, perché mi succede questo? Perché Dio ha permesso questa cosa? Ma come io ho cercato di mettere da parte, ho cercato di lavorare una vita, quello che volevo non era altro che un tetto sopra la mia casa, ma perché Dio non mi dà un tetto? Ma se Lui è tuo padre, ma se Lui è veramente tuo padre, perché ti fa questo? Vi ricordate? Vi ricordate Satana? Cosa ha fatto con Gesù? Quando è stato tentato? Lo Spirito Santo lo ha portato nel deserto per essere tentato. Cosa gli dice Satana a Gesù? Se tu sei il figlio di Dio, quello che lui mette in discussione è la figliolanza. Non è il fatto che tu sei caduto, perché sa che se tu sei caduto, il Signore è pronto a rialzarti. Se tu ti convinci di essere caduto e sei in un momento particolare della tua vita, chi non è mai caduto? Alzate la mano, per favore. Potrei dirvi quante volte io sono venuto meno. Ma ho chiesto al Signore, Signore aiutami, perdonami. E la mano del Signore era vicino a me per rialzarmi da quella situazione.
Lo scopo del diavolo è mettere in discussione la nostra relazione filiale con Dio. Ma tu sei veramente un figlio di Dio? Ma Lui è veramente tuo padre? E se è tuo padre, perché ti fa questo? Quando sono uscito dalla sala operatoria e mi sono svegliato ed ero lì nel letto, avevo un male atroce, un dolore indescrivibile. Era una cosa incredibile. Ho detto: datemi la morfina, fate quello che volete, io non posso passare la notte così. Ho chiamato il Signore e ho detto: Signore, perché stai permettendo questo? Aiutami Signore, non ce la faccio, non ce la farò. Ho gridato come mai prima al Signore. C'era un problema. Il mio catetere era bloccato da una piccola pellicina e l'urina mi tornava nella vescica e la vescica si era gonfiata e il dolore era pazzesco. Così è scoppiato tutto. Ma perché, Signore? Se tu mi hai detto che eri con me, che sei vicino a me, perché? Ma questo è un esempio che vi sto facendo. Forse tu stai passando un momento così. Sono qui per questo. Perché, Signore? L'obiettivo del diavolo. Vai avanti. Il suo conflitto è con la nostra anima. Se la convince, arriva lo spirito. Se lui ha convinto la tua anima, perché continua a lavorare, ma se tu veramente sei un figlio di Dio, perché ti accade questo, ma perché ti succede questo, perché ti succedono queste cose, perché vivi questa situazione, lui mette in discussione la tua figliolanza. A lui non importa quello che tu realmente fai. Ascoltami bene, ascolta bene quello che voglio dirti. Lui ti lascia ogni cosa. Lui ti lascia la Bibbia, lui ti lascia la Chiesa, ti lascia i fratelli, tu puoi stare con la Bibbia sotto il braccio, la puoi leggere, puoi venire in chiesa, ma lui ti ha tolto una cosa. Ti ha tolto la certezza di essere un figlio di Dio. E se ti toglie la certezza di essere un figlio di Dio, non c'è più niente da fare per la tua vita. Perché ha vinto l'anima, ha conquistato la tua anima, ha messo dei pensieri negativi così forti nella tua mente che ti sei lasciato giocare dal nemico e va lo spirito. Davide e tutti i servi di Dio hanno avuto un conflitto con l'anima. Giacobbe ha lottato una notte con il Signore, ha lottato con Dio, dice la parola di Dio, era un conflitto nell'anima. Ci possono essere conflitti nella nostra anima, possiamo lottare con Dio, possiamo avere delle lotte, perché l'anima è la nostra mente, la psiche, che Dio ci ha dato un'intelligenza. E io quello che voglio dirti è che se noi vorremmo arrivare a Dio con la nostra intelligenza non potremo mai arrivarci, perché Dio è Dio e fa quello che vuole, quando vuole e come vuole. Se Lui arriva a toglierti questa certezza non c'è più nulla da fare. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonata. Quindi non c'è remissione di peccato. Se Lui ti ha convinto nello Spirito che Dio non è tuo padre, non c'è più niente da fare. Perché non credi più che Lui è diventato tuo padre e che tu sei un figlio di Dio. E Lui sta facendo guerra alla Chiesa del Signore. Ti voglio ripetere, non è il fatto che tu sei caduto in qualche peccato, perché la parola di Dio dice nel Salmo 37, versetto 24, se cade, cioè sta parlando del giusto, coloro che sono stati giustificati dal sangue di Gesù, se cade non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Non è quello il problema. È un problema sì, ma il Signore ci rialza.
La parola di Dio dice che il giusto cade 7 volte, ma si rialza. Ma si rialza. Romani, al capitolo 14, al versetto 4, dice: chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Ascolta bene, Paolo sta parlando al popolo giudaico che era a Roma, ai giudei. Se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Non è quello il problema. È che lui sa giocare, o meglio, non vorrei usare tanto il termine gioco, ma lui desidera rubarti ciò che Dio ti ha dato. E sai cos'è che ti ha dato Dio? Da essere un suo figliolo. Perché quando tu hai ricevuto Cristo Gesù nella tua vita, lui ti ha scritto nel libro della vita. Ma è importante che noi questo lo comprendiamo. Gesù sapeva che Pietro sarebbe caduto? Lo sapeva o no? Pietro non lo sapeva. Pietro ha detto: Signore, io darò la mia vita. Ma scherzi? Sono pronto a dare la mia vita per te. E Gesù gli ha detto: il gallo non canterà, Pietro, che tu non mi avrai già rinnegato 3 volte. Ma dice: io ho pregato per te. E sai perché ho pregato per te? Affinché la tua fede non venga meno. Non era il fatto della caduta, ma era il fatto che Pietro potesse mai arrivare al punto di pensare che Cristo Gesù fosse stato un uomo come tutti quanti gli altri. Forse un rabbi, un maestro, ma non era il figlio di Dio. Ma fu proprio lui che disse: tu sei il Cristo, sei il figlio dell'Iddio vivente. Fratello, sorella, ricordati che tutto quello che esce dalla tua bocca, Dio lo ha scritto. Nel momento in cui tu lo hai dichiarato come Signore e Salvatore, è stato scritto. E nel momento in cui tu lo rinnegherai, non c'è più remissione di peccato. Perché ha rinnegato quello che tu hai dichiarato con la tua bocca. Vi ricordate cosa dice Giacomo per la salvezza? Cosa dice l'Apostolo Giacomo? Se con la bocca avrai creduto, che con il cuore avrai creduto e con la bocca avrai confessato che Gesù è il Signore e che è risorto, sarai salvato. Tu lo hai dichiarato. Quando tu sei sceso nelle acque battesimali, anzi faccio subito a mente che a settembre ci sono nuovi battesimi, coloro che devono battezzarsi, ditemelo, così mettiamo anche la data. Quando tu sei sceso lo hai dichiarato perché ti è stata fatta proprio questa domanda. Credi tu? Lo credi tu? Certo che lo credo. In 1 Pietro 1, 13, 14 dice: perciò, avendo cinto i lombi della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi è stata conferita nella rivelazione di Gesù Cristo come figli ubbidienti. Cioè ci sta dicendo che siamo figli di Dio e ubbidienti. Quello che c'è dovuto bisogno di Pietro ha dovuto capire che doveva dichiarare che era un figlio di Dio. Quando il diavolo ti attacca, non ti preoccupare, digli in faccia: io sono un figlio di Dio. Io sono un figlio di Dio. Ti potrai portare tutto quello che vuoi, ma io rimarrò un figlio di Dio. Gli farai venire un mal di testa da scoppiare. Sono quello che sono per la grazia di Dio. A lui non interessa che tu hai la Bibbia. Non interessa che tu sei in una chiesa, a lui non interessa questo. Lui vuole toglierti la certezza della paternità di Dio sulla tua vita. Ha iniziato nel giardino dell'Eden. Sarete simili a lui. Ha iniziato con loro. Se noi non abbiamo la piena consapevolezza di ciò che Cristo ha fatto nella nostra vita, fratelli, noi viviamo in balia. E sapete qual è
il pericolo che io vedo nei credenti, che c'è nella Chiesa. Il pericolo è di pensare che noi piacciamo a Dio per la nostra meritocrazia. Se io faccio, Dio mi dà. Se io non faccio, Dio non mi dà. Quasi un merito. Se ci è riuscito allora, il tuo rapporto, cioè se lui ha vinto l'anima, il tuo rapporto con Dio è basato sulla meritocrazia. Se mi trovo in questa situazione è il risultato di una mia scelta di peccato. Cioè se io sto vivendo questa situazione è perché ho peccato e quindi sto pagando la colpa del mio peccato. Mi state seguendo? Se io non sento è perché comunque sto vivendo una situazione. Io voglio dirti una cosa, per esperienza, ascolta bene. Io ho avuto il Signor Gesù vicino a me più quando io mi ero allontanato da Lui di quando ero vicino a Lui. Quanti sono genitori qui? Quando tuo figlio sta male gli stai più vicino di quando sta bene oppure no? E voi pensate che Dio non sia così? Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Aveva 12 apostoli, ma chiama Pietro. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Sapete come si vaglia il grano? Andate a vedere vagliare che cosa significa. Andate nel dizionario. Ma dice a Pietro, io ho pregato per te, Pietro. 12 figli, sto pregando per te. Che cosa fa Pietro quando lo rinnega? Torna a pescare. E dove lo va a incontrare il Signore? Quando risorge. E quando è risorto, cosa dice alle donne? Andate a dire a Pietro, non agli altri. Andate a dire a Pietro che sono risorto. E lo aspetta sulla spiaggia e gli ha fatto una bella cenetta. Lo sta aspettando a cena. Ed è meravigliosa questa scena. Io me l'immagino sempre. Il Signore gli dice a Pietro, Pietro non mi importa quello che tu hai fatto. Io voglio sapere una sola cosa. Mi ami tu? Che bello. Quando abbiamo sbagliato, quando siamo venuti meno, sentirci l'abbraccio del Signore che mi dice io so chi sei. Mi ami tu? E come non possiamo amare il Signore? Davide nel Salmo 103 versetto 10 dichiara, guardate cosa dichiara prima della venuta di Gesù. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci ha castigato in base alle nostre colpe. Se noi dovessimo avere qualcosa del Signore per la nostra meritocrazia, non potremmo avere niente. E se il Signore dovesse castigarci per quello che noi commettiamo, fratelli, saremmo rovinati, tutti. Io sono misero e povero, dice Davide nel Salmo 40, versetto 17. Sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto, il mio liberatore. Oh Dio mio, non tardare. Voglio concludervi con la storia di Giobbe, la conosciamo tutti quanti noi. Sappiamo che c'era questa, non so come usare il termine, sfida tra Dio e il diavolo. Non è il termine giusto, ma non saprei che termine usare. Ma Dio gli dice, hai visto il mio servo Giobbe? Guarda che non c'è nessuno come lui sulla faccia della terra, che temi Dio. E lui gli dice, ok, toccagli, che cosa gli tocca prima? Il corpo. Poi dal corpo gli tocca l'anima
e sta iniziando a lavorare sull'anima di Giobbe. E con chi lavora? Tramite i suoi amici. I suoi cari amici gli toccano la coscienza. Perché questo è quello che fa il nemico. Forse non te l'aspetti da una sorella, di un fratello che viene a casa e ti dice caro mio, non vieni più in chiesa. Questa è la conseguenza. Caro mio, non ti vediamo in chiesa. Fratello, sorella, è importante la chiesa, è importante, Dio ce l'ha dato per stare insieme, ma la chiesa sei tu. La chiesa sei tu a casa tua, sei tu con i tuoi figli, sei tu con tuo marito, con tua moglie, tu sei la chiesa e sei aperta al pubblico ogni giorno. Che bello! Noi qui l'apriamo solo la domenica, un locale. Gloria a Dio, sono stati in ospedale, tutti sapevano che era un pastore. Tutti. Pastore non importa, magari un figlio di Dio. Il capitolo 8 di Giobbe, guardate cosa succede. Al versetto 1, allora Bildad e sua rispose e disse: fino a quando parlerai in questo modo e con le parole della tua bocca saranno un vento impetuoso? Può Dio distorcere il giudizio e l'Onnipotente sovvertire la giustizia? Se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, egli li ha abbandonati in balia del loro misfatto. Boom! La prima botta. E ti colpisce, Guarda che ti colpisce. E se detto da un uomo che poi ha un'autorità, un pastore di una chiesa che ti dice una roba del genere, prendilo a calci. Digli che te l'ha detto il pastore Gianni. Perché anch'io ho fatto questo errore, Ma se tu lo cerchi, ma se tu ricerchi Dio, supplichi l'Onnipotente, se sei puro, integro, certamente Egli sorgerà in tuo favore e ristabilirà la dimora della tua giustizia. Meritocrazia. Ok? Guardate l'astuzia. Tali sono le vie di tutti quelli che dimenticano Dio, il versetto 13. Così la speranza dell'empio perirà, la sua fiducia sarà troncata e la sua sicurezza come una tela di ragno. Egli si appoggia alla sua casa, ma essa non regge, vi si aggrappa, ma essa non tiene. Ecco, Dio non rigetta l'uomo integro, né presta aiuto ai malfattori. Lo ha distrutto. E Giobbe va in confusione. Se voi leggete il capitolo 9, il capitolo 10, vedete Giobbe cosa dice a Dio? E maledice il giorno che è nato. E va in confusione. Ascoltami bene. Dio ti conosce meglio di te stesso. Dio sa quello che siamo in grado di fare, quello che siamo in grado di portare avanti. Dio conosce le nostre debolezze. Dio conosce ogni cosa della nostra vita. Dio desidera che tu ascolti ciò che Lui dice che tu sei, non ciò che tu pensi di essere. Lo devo ripetere? Perché è importante questo. Tu non sei ciò che credi di essere. Tu sei ciò che Dio dice che sei. Perché Dio lo disse a Satana ciò che era Giobbe. Lo dichiarò a Satana e glielo disse in faccia. Non c'è nessuno come lui. E sapete cosa è successo? Lo sapete bene. Sapete che Giobbe, Dio si arrabbiò con i suoi amici.
Capitolo 42 dal versetto 7. Ora dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz e di Tema: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi amici, perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe. E disse a Giobbe di pregare per i suoi amici, di offrire un olocausto. Ora dunque prendete con voi 7 tori e 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrirà un olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e così per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe. Che lezione! Mi immagino questi qui quando sono andati con i torelli in mano da Giobbe hanno detto: abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo capito niente. Perché è così, fratelli miei. Noi non possiamo dire che abbiamo capito Dio, perché Dio non lo possiamo comprendere. Mi state seguendo? Prendete le distanze da chi ha una risposta ad ogni problema, prendete le distanze, perché io non ho una risposta per ogni problema. Io so soltanto che mi fido di Dio e so soltanto che per la sua grazia sono stato salvato e so soltanto che se sono ancora qui è per la sua grazia e che problemi sono venuti sulla mia vita e continueranno ad arrivare, ma io ho detto: Signore, tienimi fedele fino all'ultimo giorno della mia vita. Fa che io resti fedele a te, attaccato a te, perché verranno i venti, così ci ha promesso il Signore, verranno dei venti sulla nostra vita, attraverseremo il fuoco, attraverseremo per delle acque, ma io sarò con te. Quella notte ho gridato: Signore, dove sei? Signore, aiutami. Signore, dove sei? Ci sono delle situazioni che avvengono sulle vite dei credenti e a volte l'anima rifiuta di essere aiutato da Dio. Io l'ho potuto vedere nella mia esperienza pastorale e lo dice la parola di Dio nel Salmo 77, il versetto 2, dice: la notte sono stato male, ve lo sto un po' abbreviando, sono stato così male, ho gridato al Signore. L'anima mia ha rifiutato di essere consolato da Dio. Provate a immaginare. Talmente era la battaglia nell'anima di questa persona che a un certo punto ha rifiutato di essere consolato da Dio. Se il nemico vince la tua anima, attacca lo spirito. E quando ha attaccato lo spirito, fai attenzione. Io non so quale situazione che tu stai vivendo. Non so qual è la tua situazione, ma sicuramente a volte siamo messi in certe situazioni così difficili, come dicevo prima, a volte vediamo davanti a noi così buio, non vediamo una via d'uscita. Io fino all'altro ieri: Signore, dove andiamo? Dove andremo? Io ho una famiglia, ho dei figli. Dove andremo? Non sappiamo neanche dove mettere i modo, dove li mettiamo, cosa facciamo? E perché hai permesso di farci vendere la casa se tu sapevi? Sto facendo considerazioni sbagliate oppure... No, perché io non mi vergogno di dire certe cose, perché sono umano. Ma stamattina sono qui a raccontarvi della fedeltà di Dio. Che Dio è fedele. Che Dio è l'Iddio dell'ultimo minuto. Sembra che tarda, ma non tarda. Egli dice al profeta Abacuc: questa promessa è per un tempo, tu aspettala. Se tarda, non ti preoccupare, ma aspettala, perché lui avverrà. Avete visto quanto tempo sto qua su? È un miracolo, ve lo posso garantire. Perché Dio è fedele. Dio è fedele. Non mettere mai
C'è un termine che dice non mettere il carro davanti ai buoi. Mettilo dietro. Ricordati ogni giorno il suo affanno. Non farti vincere dal nemico. Lui ha delle strategie, le sa usare. Non guardarlo semplicemente come quello che ti fa cadere. Può darsi pure. Ma Dio è potente da rialzarti. Ma attenzione, che non sei attaccato nell'anima e che l'anima non venga vinto. Caccialo dal primo momento. Prendi tutto quello che non mi interessa niente. La mia vita appartiene al Signore. Paolo ha potuto dire: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Chi mi separerà dall'amore di Cristo? Chi? E allora non è soltanto un cantico che noi cantiamo, deve essere una certezza. Io sono un figlio di Dio. Cristo Gesù ha dato la sua vita per me, è morto per me, per darmi vita e vita d'esuberanza. Io so che quando lascerò questo posto mi incontrerò con il Signore. Lo vedrò a faccia come Egli è. Amen. Quindi se ancora questa mattina tu non hai questa certezza nel tuo cuore, se il nemico stava iniziando a lavorare nella tua vita, questa mattina è il momento in cui chiedi perdono al Signore. Non dagli vinto, diglielo apertamente: la mia vita appartiene al Signore, io gliel'ho donato. E se non gliel'hai ancora donato, questa mattina è tempo di farlo. Dona il tuo cuore al Signore, perché Lui ha il futuro tuo nelle sue mani. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore. Cantanti, musicisti, gloria a Dio. È diventata buia la sala, così non ci guardiamo. Alleluia. Io non so se questo messaggio era per te. Non so se lo è stato per te. Non so quale conflitto stai vivendo. Non so in che battaglia ti trovi. Non so se anche tu hai fatto delle domande così al Signore. Ma perché, Signore? Perché? Perché così? Perché tu hai stabilito questo per me? Non era quello che piace a me. L'hai mai detto? Ascoltami. Può esserci, sto parlando in modo spirituale, non fisico, può esserci anche un tumore nella tua vita, un peccato grave. Se tu hai un figlio che ha un tumore, combatti tuo figlio o combatti il tumore di tuo figlio? Cosa fai? Prendi tuo figlio e lo butti con la testa dentro al muro perché dici tu hai un tumore? O stai vicino a lui? E non sai quanto tempo ci sarà, ma lo tieni stretto a te e gli dici ti amo, ti voglio bene. Questa mattina voglio dirti: che il Signore ti sta dicendo: io ti amo. Ti amo più di quanto tu possa immaginare. Voglio liberarti da questo tumore. Inchiniamo il nostro capo, chiudiamo i nostri occhi. Se Dio ti ha parlato, alza la tua mano lì dove sei. Alza la tua mano. Io non vedrò, non voglio guardare. Non sono interessato a vedere chi è, chi non è. Non mi compete, non è per me. È lo Spirito Santo che è qui presente, che vede la tua mano alta. Lui sa perché mi ha mandato qui questa mattina.
Lui vuole combattere con te, come fece con Giobbe. Giobbe lottò con Dio, non contro Dio, ma con Dio. E Lui vuole lottare con te. Stamattina vuole dirti: io ti amo più di quanto tu possa immaginare. Ti ho amato a tal punto da dare mio figlio per te, l'unigenito figlio mio. Quindi come posso non amarti? Ti amo di un amore eterno e ho il meglio per te. La parola di Dio dice: quando l'avversario verrà, sottomettetevi dunque a Dio, resistetegli in faccia ed egli fuggirà da voi. Sottometterti alla volontà di Dio questa mattina. Di: Signore, mi affido a te e il diavolo fuggirà da te. Alleluia. Ora sciala bacanda la passaia, ora bacanda la passia. Alleluia, dillo. Signore, tu sei il re della mia vita, sei il Signore. Alza la tua mano, lascia che Lui la vede. Oh Signore, tu sei il re, tu sei il mio re. Alleluia. Sei re Gesù. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Tu sei re, tu sei re, sei re Gesù. Tu sei re, tu sei re, sei re Gesù. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Lodando te. Lodando te. Lodando te. Lodando te. Lodando Grazie Signore. Gesù. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità, non troverei
Nessun altro sa capire il mio cuore. Alleluia. Se cercassi per l'eternità, non troverei uno come te. Gloria a Gesù. Nessuno è come te. Signore, grazie perché la nostra mente tante volte non ricorda tutti i beni, tutte le benignità che hai fatto a noi, Signore. Signore, noi ci dimentichiamo di ogni volta che tu ci hai tratto fuori dalla stretta, dalla malattia, dall'angoscia, dalla paura. Perché tante volte siamo fatti così, ma oggi vogliamo ricordare, Signore, come ci hai soccorso in ogni situazione, in ogni istante della nostra vita. Se siamo qui è solo per la tua grazia, Signore. Potevamo non essere qui, Signore, in questo giorno, ma per la tua fedeltà siamo qui nella tua casa, insieme alla Chiesa e ai fratelli. Ti possiamo lodare e benedire. Vogliamo dirti che grande è la tua fedeltà nelle nostre vite, Signore. E noi siamo l'esempio vivente di ciò che tu hai fatto in ciascuno di noi. Signore, perdonaci quando dimentichiamo, Signore, le opere grandi, i prodigi, le meraviglie che fai nella nostra vita. Oggi vogliamo dirti, Signore, grazie. Grazie dal profondo del nostro cuore. Grazie per la parola. Grazie perché ci hai ricordato ancora una volta, Signore, che siamo tuoi figlioli, Signore. Grazie di ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Gesù. Quanti si sentono figli di Dio? Alzate la mano. Gloria a Dio. Non ti senti figlio di Dio? Non c'è la certezza che sei un figlio di Dio? Allora questa mattina lo puoi diventare. Puoi diventare un figlio di Dio. Puoi chiudere i tuoi occhi e puoi andare a Lui con questa pienezza nel tuo cuore, con questa certezza, e dire: Spirito Santo, guidami affinché io possa credere con tutto il mio cuore che Gesù è morto per i miei peccati, che Lui su quella croce ha pagato un prezzo per i miei peccati, mi ha conquistato, e io credo con tutto il mio cuore che Lui è morto per me, e credo che Egli è risorto ed è seduto alla destra di Dio Padre. E io questa mattina voglio dichiarare ai principati e alle potestà che sono un figlio di Dio, una figlia di Dio, perché ho dato la mia vita a Lui e la voglio consacrare ogni giorno, e voglio scendere in quelle acque battesimali, perché voglio dichiarare davanti ai principati e alle potestà che la mia vita appartiene al Signore. Amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi. Amen.